Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo le caratteristiche e le indicazioni destiniche che ci provengono dagli astri per i nati del 5 gennaio. Prima di addentrarci in questo approfondimento vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale di YouTube e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, sempre qui su YouTube. Vediamo adesso cosa ci dicono le stelle per i nati del 5 gennaio. Abbiamo in questo caso a livello astrologico, astrale, per quanto riguarda appunto i valori dell'astrologia antica, alcuni dati indicativi. Il primo fra tutti è il dominio mensile, che in questo caso vede la costellazione Aquario con alle spalle Saturno. Dunque, come ho già spiegato in altri video, la costellazione Aquario predispone all'apertura verso nuove tecnologie, verso la passione per le cose futuristiche e porta sicuramente una grande spinta all'indipendenza e all'autorealizzazione di questi nati, ma ovviamente questa è una caratteristica che accomuna tutto il mese di gennaio, proprio perché anticamente era attribuito a questa costellazione Aquario, come abbiamo detto. Cosa li rende ovviamente diversi sono le varie personalizzazioni che oltre al dominio mensile possiamo tenere in conto quando parliamo appunto di questa astrologia. Per i nati del 5 gennaio abbiamo come stella capo, che significa la prima costellazione che la Luna attraversa nell'arco di questa giornata, come stella capo abbiamo Vergine e come seconda costellazione che consideriamo una costellazione di opposizione Capricorno. Abbiamo comunque nell'arco di questa giornata ben 12 costellazioni, di cui due però sono ripetute, cioè compare due volte la costellazione Scorpione in questo quadrato di nascita. Allora ci sono alcuni indizi legati appunto a queste costellazioni, a questi influssi che ci portano a stabilire che i nati di questo giorno sono di animo gentile, a volte un pochino introversi e talvolta un po' insicuri delle loro capacità, sebbene siano veramente persone valide e possibilmente anche studiose. Abbiamo dal punto di vista della fortuna una fortuna molto favorevole per l'aspetto finanziario e realizzativo e un fisico forte. Le persone risultano essere simpatiche nate in questo giorno, le donne ben formate e attraenti. Dunque abbiamo, come dicevo, dal punto di vista caratteriale anche una certa serietà che è portata dalla costellazione Vergine, ma anche l'altruismo che è tipico di questi nati, che tendono appunto a favorire le persone che hanno accanto, a metterle davanti a se stesse se riconoscono che sono bisognose e hanno necessità di essere appunto aiutate. Il loro carattere, il loro temperamento è prudente e sono sempre molto leali e sinceri nel loro modo di esporre quello che pensano, sempre però con estrema educazione e rispetto. Ovviamente sono molto intelligenti e hanno, come dicevo, grazie al connubio che si crea fra Acquario e dunque Saturno alle spalle, e Vergine e dunque Mercurio, non solo appunto questa grande intelligenza, ma anche una grande propensione per le materie di tipo scientifico. È chiaro che poi l'influsso che ci proviene dal dominatore del giorno e dal dominatore dell'ora di nascita possono indicare comunque ambiti di applicazione e di realizzazione anche di natura lavorativa differenti da soggetto a soggetto. Ad ogni modo tutti i nati di questo giorno avranno sicuramente facilità a crearsi comunque una posizione nella vita molto favorevole, dove appunto l'abbondanza e il benessere economico sono garantiti. Devono soltanto però fare molta attenzione appunto alle compagnie delle quali si circondano, perché potrebbero essere motivo di momenti di grande tensione e di prova.
Anche quando sono al volante dovranno fare molta attenzione, poiché la doppia costellazione Scorpione di cui accennavo all'inizio ci lascia intendere che non sempre sarà facile o non sempre sarà sicuro viaggiare sia guidando in prima persona o sia dove a guidare sia qualcun altro. Attenzione comunque anche ad alcuni episodi, magari soprattutto in giovane età o fino verso i 42 anni, nei quali appunto queste compagnie potrebbero farci esperire qualche momento veramente di tensione. Io ho detto a sufficienza, è chiaro che poi soltanto un'analisi più approfondita vi darà le chiavi anche per quelli che sono gli eventi ciclici che sono portati da queste costellazioni e dunque vi invito, se è vostro interesse farlo, a chiedermi per degli approfondimenti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, nuovamente ve lo dico, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e di iscrivervi al mio canale. Raggiungeteci anche sui gruppi Facebook e sui nostri social, dei quali troverete indirizzo e il link in descrizione sotto questo video. A presto allora con la prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.